che brilla in cielo stamattina è uno splendido sole, ma molti dei cittadini arrivati qui a Venezia non possono vederlo perché sono non vedenti o ipovedenti. A centinaia si sono dati appuntamento qui sul piazzale antistante alla stazione nel giorno di Santa Lucia, la patrona dei ciechi, per protestare contro i tagli che la Regione Veneto sta per attuare nei confronti delle loro associazioni storiche. Insieme ai non vedenti anche centinaia di iscritti all'ENS, l'Ente Nazionale Sordi, che pure rischia di vedersi contrarre gran parte delle risorse disponibili. È una cosa indegna, indecente pensare che ci devono tagliare i fondi all'Unione Italiana Ciechi, quando comunque l'Unione Italiana Ciechi dà un grandissimo supporto alle persone, sia quelle non vedenti sia quelle che perdono la vista, diciamo, in tarda età oppure con un incidente, anche giovani che perdono la vista. Se non hanno un punto di riferimento a cui rivolgersi si troverebbero veramente spaesati, e noi diamo supporto psicologico, facciamo funzioni di patronato, insomma diamo tutti i tipi di assistenza. Quello in via di attuazione è un taglio senza pari, in grado di mettere a repentaglio l'offerta di servizi essenziali e addirittura l'esistenza stessa di alcune sedi. Per noi, se ci tagliano i fondi a Venezia, dobbiamo chiudere la sede, perché con quei fondi l'unica cosa che riusciamo a fare è pagare un'impiegata che abbiamo e, diciamo, sostenere le spese di condominio, quindi insomma le spese vive che entrano a ogni mese in sezione. Per tutto il resto siamo tutte persone che lavorano volontariamente, persone cieche che però si prestano anche a fare questo tipo di assistenza. L'Unione Regionale Ciechi conta 3.200 iscritti, ma in realtà i soci garantiscono assistenza ad oltre 8.000 non vedenti e a circa 20.000 ipovedenti, che senza questo supporto perderebbero la propria autonomia, raggiunta spesso con fatica e coraggio. Ma noi li seguiamo per l'integrazione scolastica, per tutto quello che riguarda le pratiche pensionistiche di carattere fiscale e così via, e poi per il tentativo di collocamento al lavoro e anche l'assistenza, per esempio, ai ciechi con altre minorazioni, quindi formazione agli operatori che lavorano con loro nei servizi domiciliari oppure nei centri diurni, poi con i ciechi anziani, che con l'età media che cresce c'è un grosso aumento dei ciechi anziani, e quindi questi vanno assistiti prima psicologicamente e poi piano piano instradati ad usare gli ausili che possono rendere la loro vita più semplice, interessare gli enti pubblici che li seguono, dal comune alle ASL e così via, fare da tramite e cercare di dare quelle indicazioni, quelle dritte, per la pianificazione personalizzata che sia la più adeguata possibile, perché chi ha il problema della vista deve essere approcciato e seguito in un modo diverso da chi invece la vista ce l'ha. Sono tanti gli esempi di assistenza che queste associazioni offrono ai diversamente abili, e non solo agli adulti, ma anche ai più piccoli. I bambini, quando vanno a scuola, hanno spesso gli operatori della comunicazione al pomeriggio, ovvero le lettrici, persone che leggono, e vengono da noi per chiederci il materiale, la consulenza, per capire come devono rapportarsi con i ragazzi non vedenti, con i bambini non vedenti, e lo stesso per i genitori. I genitori si trovano completamente diciamo all'oscuro quando nasce un figlio non vedente, e da noi trovano anche un po' di sollievo, per così dire, insomma, perché a volte si ha bisogno anche di una parola, di capire cosa si deve fare per educare bene un figlio cieco. Ecco perché tutti insieme, non vedenti e non udenti, chiedono alla Regione e all'assessore alle politiche sociali, Remo Sernagiotto, di non far pagare a loro il prezzo dell'attuale situazione finanziaria. Oggi sono assieme a tutti i sordi e anche all'associazione dei ciechi, perché vogliamo protestare contro la decisione della Regione Veneto che prevede dei tagli per quanto riguarda i fondi rivolti a noi, alle varie associazioni, sia per l'ente sordi che per i ciechi. Noi chiediamo solamente giustizia. Prima della decisione, insomma, la Regione Veneto era sempre stata molto sensibile e molto elastica rispetto ai nostri problemi, però di punto in bianco c'è stato questo taglio. Io non ho ancora capito come mai sia successo questo. Siamo qui appunto per protestare contro questa decisione e vogliamo chiedere appunto tutti assieme
alla commissione regionale, siamo in molti oggi e vogliamo appunto far valere i nostri diritti, siamo cittadini italiani anche noi e per favore chiediamo insomma degli aiuti per andare tutti assieme a protestare in modo forte alla regione. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci. A sostegno dei manifestanti anche cittadini arrivati dal Friuli Venezia Giulia per chiedere che i diritti dei diversamente abili vengano rispettati. Se ci sono dei problemi vanno risolti insieme, vanno concertati, non vanno semplicemente perpetrati dei tagli che assolutamente danneggiano le persone disabili già deboli, e questo Paese non ha bisogno di danneggiare i deboli. Se tagli bisogna fare, non bisogna farli sulle persone deboli. Il primo passo dunque è non togliere l'ossigeno alle associazioni che da anni si spendono per aiutare chi vive una grave disabilità. Ma poi ci sono tanti piccoli e grandi accorgimenti che la società potrebbe attuare per facilitare la vita a chi, per esempio, non ha la vista. Sarebbero tantissime cose da fare. A partire da tutto, dalle barriere architettoniche che non sono solo quelle visibili come gli autobus che non hanno la sintesi vocale o come i semafori, ma ci sono anche barriere invisibili, ad esempio andare al supermercato e non poter leggere le etichette dei prodotti, cioè ci sono tantissime cose e il mondo la società di oggi diciamo purtroppo è tutta una barriera, però ce la si fa lo stesso, è proprio questo che noi cerchiamo di dare, un supporto per capire come ci si deve gestire. Intanto i manifestanti sfilano in corteo verso Palazzo Balbi, sotto un sole che scalda e che li tiene uniti.